Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta con tutte le ultime notizie di ciò che sta accadendo in Veneto. Partiamo con l'indizione delle elezioni regionali. Se ne era discusso a lungo. Oggi il Presidente della Regione ha firmato il decreto per l'indizione del rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. I cittadini veneti dunque saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. Sentiamo le parole del Presidente Luca Zaia. Voglio dirvi ufficialmente, farlo direttamente, che ho appena firmato, eccolo qui, il decreto di indizione delle nuove elezioni regionali. Come voi sapete si conclude la legislatura e quando si conclude la legislatura bisogna andare a votare. E quindi vi annuncio ufficialmente che le nuove elezioni si terranno nella giornata di domenica 23 novembre dalle 7 del mattino alle ore 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 del mattino alle ore 15. Per chi volesse candidarsi alla carica di consigliere o di presidente, le giornate per presentare le candidature e quindi le liste sono le giornate del 24 ottobre e del 25 ottobre. Auguro a tutti di fare una buona campagna per coloro che si candideranno, spero che sia una campagna di reale confronto, di civile confronto, di sereno confronto e che sia un confronto costruttivo negli interessi di tutti noi veneti. Per quanto riguarda noi veneti, io spero veramente che la nuova squadra che prenderà in mano questa regione e poi si affronterà questi prossimi 5 anni di governo sia una squadra che possa portare ancora più in alto il nostro Veneto. Quindi un ringraziamento a tutti voi, mi raccomando andate a votare. Questo è l'annuncio del Presidente uscente della Regione Veneto Luca Zaia sulla data delle elezioni. Stanno già peraltro cominciando ad arrivare varie reazioni dal mondo politico locale, tra cui quella di Flavio Tosi di Forza Italia. È una buona data perché non ci sono ferie, feste, ponti, ci sono le scuole aperte, quindi ci sarà sicuramente un'alta affluenza da parte degli elettori e delle elettrici del nostro Veneto. Il centro-sinistra adesso dirà meglio tardi che mai, voi non avete il candidato governatore. Il centrodestra individuerà nei prossimi giorni i nostri leader, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, il miglior candidato o la miglior candidata per guidare la coalizione con il miglior programma e continueremo a guidare uniti la nostra regione. Questo Flavio Tosi di Forza Italia sull'indizione delle prossime elezioni regionali. Il decreto è stato firmato, ve lo ricordo, dal Presidente della Regione Luca Zaia. Si voterà domenica 23 e lunedì 24 novembre. Questa è la notizia del giorno per quello che riguarda la politica, non per quello che riguarda la cronaca, dove abbiamo diverse notizie da darvi, a partire dal ritrovamento di un cadavere a Vicenza, su cui è giallo. Per tutte le ultime notizie ci colleghiamo in diretta con Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Giustamente, come anticipavi, è giallo per il ritrovamento di un cadavere stamattina proprio all'interno dell'area di cantiere che è alle mie spalle. A ritrovarlo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati proprio gli operai che hanno subito allertato il SUEM. Sono arrivati ovviamente i medici che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, uomo su cui ancora ovviamente non sappiamo l'identità, non conosciamo l'identità perché le indagini sono in corso. Sul posto c'è la questura, ci sono gli uomini della squadra mobile, c'è la scientifica per eseguire i rilievi, così come sulla natura delle ferite si indaga un po' a tutto campo per ricostruire l'accaduto, per ricostruire appunto il tipo e la natura delle ferite trovate sull'uomo. Al momento appunto non si esclude l'ipotesi dell'incidente sul lavoro proprio perché è stato trovato dagli operai, ma come ripeto le indagini sono in corso, ci sono gli uomini della scientifica ad eseguire i rilievi e qui a Santa Bertilla ovviamente tanti anche i cittadini accorsi a vedere l'accaduto. Al momento quindi tutte le piste sono aperte, ovviamente non appena avremo dei dettagli in più ci ricolleghiamo, richiederemo la linea allo studio. Per il momento è tutto. Grazie a Luisa Bertini, in collegamento in diretta da Vicenza con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Come avete sentito è giallo sul ritrovamento di un cadavere in un cantiere. Parliamo anche di furti perché i ladri sono sempre più scatenati anche nella Marca Trevigiana.
partigiana, in particolare a Monastier, si sono trovati faccia a faccia con una signora novantenne che è riuscita a metterli in fuga. Vengo avanti per verificare, no, cos'è sta luce blu, e mi trovo due uominati, come si dice, incappucciati, e io mi metto a urlare: cosa feo qua avete, bastardi, fuori! È una reazione d'istinto, energica quanto coraggiosa, quella di Edeltrud Lutiger, 90 anni, che in questa casa all'inizio di Via Bosco, alle porte di Monastier, si trova davanti i ladri quando sono da poco passate le 10 della sera. La donna, che abita da sola, si trova al piano superiore, sta leggendo in camera da letto. Sono dei rumori sospetti a convincerla a scendere le scale. Edeltrud non accende la luce, addosso un paio di pantofole. È qui che si consuma il faccia a faccia. Le urla, ma non solo. Sono per scappare, io li ho spentonati, sbattuto il portoncino quando erano fuori e me ne trovo uno terzo, qua davanti alla porta della cucina. E anche quello però ha riaperto velocemente, naturalmente, e è scappato via. Gli hanno detto qualcosa? No. Tutto silenzio. I tre si danno quindi alla fuga dopo essersi introdotti dalla porta d'ingresso, praticamente scardinata. Dentro trovano qualche decina di euro che serve per delle analisi mediche. Edeltrud chiama così i carabinieri, arriva poi il figlio Orlando. L'apprensione è tanta, ma allo stesso tempo si tira un sospiro di sollievo. Sono situazioni dove uno reagisce anche senza pensare. Fortunatamente sono scappati e basta. Dice di non aver avuto paura Edeltrud, certo all'indomani restano dei segni. Un po' i nervi. Un po' di tremarella. Cioè. Sì, e stanchezza soprattutto, perché la notte anche poi era un po' corta. Ripensando alla sua reazione, la donna allarga le braccia e si scioglie in un sorriso. Le raccomandazioni sono 1000, di non fare certe cose, ma al momento il cervello ragiona così, può dire incosciente eventualmente, ma è andato tutto bene, insomma, ecco. Si può dire solo questo, ma comunque passerà. E sempre a Monastier, nel cuore della notte, i ladri si sono introdotti anche nell'azienda con annessa abitazione di Luigi Piero Bon. I delinquenti hanno rubato oro e gioielli nella camera da letto dove i proprietari dormivano. Rubata anche la centralina delle telecamere in azione dei veri e propri professionisti. Sono entrati in camera da letto, noi eravamo a letto, non abbiamo sentito nulla, non so se hanno utilizzato qualche spray, qualcosa, non hanno preso le carte di credito, queste cose, hanno preso solo soldi e oro praticamente. Sono sui 500-600 euro complessivamente e più l'oro che non sono in grado di quantificare, insomma sono gli anelli della moglie, la fede mia matrimoniale. E quello che fa più male forse è questo. Difficile dire a che ora i ladri siano entrati in azione, di sicuro nel cuore della notte, tra le 2 e le 4, siamo in via Pozzetto a Monastier, nell'azienda con annessa abitazione di Luigi Piero Bon. I delinquenti prima sono entrati dalla porta principale della cantina usando probabilmente un piede di porco, poi si sono introdotti negli uffici e infine nella casa comunicante, piano terra e primo piano, compresi la camera da letto dove per l'appunto moglie e marito stavano dormendo. Di quanto successo i coniugi Piero Bon se ne sono accorti appena svegli alle 5:30. Attorno a loro tutto a soqquadro, poi la consapevolezza di aver avuto i ladri a pochi passi. Abbiamo 3 figli ma sono via, quindi non c'era nessun altro, insomma il gatto che non ha dato cenni. Viste le modalità, facile siano dei professionisti anche per un altro aspetto. Poi quando sono usciti si sono presi, qui abbiamo una videosorveglianza di tutti i fabbricati e hanno staccato praticamente l'NVR che è il registratore e se lo sono portati via, quindi noi non possiamo vedere nulla, insomma. Quindi poi allo stato attuale non sapete se erano in 2, in 3 o assolutamente niente, abbiamo trovato solo le impronte sulla sedia dove sono saliti per prendere l'NVR e poi messo in altezza. Secondo lei questi avevano fatto dei sopralluoghi, sapevano dove colpire? Probabilmente sì. Difficile capire questa cosa, abbiamo visto, hanno lasciato qui nei campi, qui proprio di fronte, hanno lasciato delle cose, delle buste che hanno aperto per vedere se c'erano soldi o altro e le hanno lasciate qui, quindi
intuisco che siano arrivati dalla campagna, insomma dai campi. 6 anni fa l'ultimo colpo, ma solo nell'azienda. Indagano i carabinieri con Piero Bon che analizza quanto successo a mente fredda. Meglio non essersi svegliati, meglio non esserseli trovati davanti. È chiaro che l'istinto, specialmente quando si è al bar, è quello di dire se lo prendo o lo faccio fuori. Poi a mente fredda si ragiona diversamente, quindi voglio dire è meglio così, cioè nel senso che non sai mai, potrebbero essere armati, non armati e tu reagisci e poi finir male, cioè è meglio evitare insomma sta cosa. Rabbia tantissima e un po' di rassegnazione comunque, ovvio, è così. Filippo Turetta è stato aggredito in carcere a Montorio. L'episodio risalirebbe allo scorso agosto. Ci riferiamo naturalmente al giovane condannato per il delitto di Giulia Cecchettin. Noi ci colleghiamo in diretta con Padova, dove si trovano per noi Valentina Visentin, in compagnia di alcuni ospiti, con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, noi siamo con i referenti del SAPE, Sindacato di Polizia Penitenziaria del Triveneto, per questa aggressione. La conferma c'è stata: Filippo Turetta ad agosto sarebbe stato aggredito da un altro detenuto che lo avrebbe colpito con un pugno al volto. Si tratta di un detenuto di 55 anni che sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio e che appunto lo avrebbe colpito Turetta con un pugno. Dopo questo episodio di violenza il responsabile sarebbe stato trasferito in una cella di isolamento per 15 giorni e poi sarebbe comunque ritornato nella quarta sezione del carcere di Montorio. All'origine di questo pugno potrebbero esserci motivazioni legate un po' a quelle che sono le dinamiche del carcere, forse un battibecco. Chiediamo a Giovanni Vona, che è appunto il responsabile, il referente del SAPE del Triveneto, quali sono, insomma, qual è la vostra, in base alle informazioni che avete, le motivazioni di questa aggressione? I motivi ufficialmente risulta appunto essere legato alla natura del reato che Turetta ha commesso, quindi diciamo che una sorta di intolleranza nei confronti di Turetta da altri detenuti per questo tipo di reato che ha commesso, questo almeno dalla lettura dei fatti ufficiale. Noi sinceramente quello che può essere la lettura di esperienza di quello che sono altre informazioni che abbiamo, sono fatti ormai che possiamo definirli, catalogarli a ordinaria amministrazione, dovuta a un sovraffollamento dove qualsiasi situazione un po' fuori dalle righe diventa motivo di aggressione, risse e quant'altro. Insomma, sono episodi che succedono quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni. Ecco, l'attenzione appunto a questo episodio è alta perché il protagonista, la vittima, è stato Filippo Turetta, che è un detenuto diciamo importante per Montorio, visto anche l'attenzione mediatica che ha avuto la sua vicenda. È stato condannato all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin nel novembre del 2023, ma come SAPE questo ancora una volta vi dà motivo per puntare l'attenzione su quella che è la situazione delle carceri nel Triveneto, in Veneto, e quella di Verona, di Montorio è una delle situazioni più critiche. Esattamente, Verona, Treviso hanno una percentuale di sovraffollamento tra i primi istituti a livello nazionale, quindi sono situazioni esplosive, definibili quasi fuori quello che è la tolleranza umana. Sono giungle, sono Bronx, dove vige la regola del più forte, in questo caso a dettare quasi sempre le condizioni di vita all'interno di un istituto penitenziario non è lo Stato, purtroppo, lo so, dico un'affermazione fortissima, ma sono i gruppi, le bande che riescono un attimino a mettere mani in queste e dettare regole non scritte che però all'interno di un carcere valgono forse più dell'ordinamento penitenziario. Grazie a Giovanni Vona. Anche Gino Cecchettin, papà di Giulia, ha commentato quanto è accaduto a Filippo Turetta in carcere. L'intervista realizzata dai nostri colleghi questa mattina durante l'evento Pordenone Legge, di cui appunto Gino Cecchettin era ospite. Io vi lascio con le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
Gino Cecchettin, buongiorno. Innanzitutto le volevo chiedere come sta oggi a distanza di 2 anni e come ha deciso di trasformare questo dolore personale in un impegno così collettivo. La testimonianza di oggi sono quegli eventi che ti fanno andare avanti e i ragazzi hanno dato una risposta e parlare con loro, portare la testimonianza di Giulia, far vedere chi era Giulia e la speranza poi di migliorare la società in cui viviamo, è il nostro obiettivo e cerchiamo di farlo anche con eventi come questo. Quali sono le emozioni che magari vive oggi nei suoi confronti? Allora, Filippo sono riuscito in qualche modo a distoglierlo dal mio campo visivo gestendo le emozioni negative che ovviamente lui mi ha procurato. Non penso che la violenza sia la risposta a questo, ed è il messaggio che vorremmo dare noi, quindi non mi fa sentire felice il fatto che lui sia stato aggredito. Perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare anche se in un contesto come il carcere posso capire che momenti di violenza possono succedere, però sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo proprio nel senso opposto, quindi anzi dovremmo far capire alle persone che quei sentimenti che portano a questo sono sbagliati da condannare. Voltiamo pagina e ci trasferiamo a Mogliano Veneto, dove ci sono stati momenti di paura e ci sono stati anche danni per un sasso che è stato scagliato contro un pulmino per bambini fragili. Noi ci colleghiamo in diretta con Christian Arboit, che si trova per noi sul posto, lo vediamo proprio accanto al pulmino. Buongiorno Christian. Buongiorno Filippo, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica e che ti mostra il pulmino colpito. È il pulmino dell'associazione dell'APS Fattibilimo, che è un'associazione molto radicata qui nel territorio moglianese, dove opera da 5 anni proprio a favore dei ragazzi, dei bambini più fragili, ma anche per l'inclusione più in generale. Questo pulmino martedì alle 12:25 si trovava in via Favretti davanti alle scuole Verdi. L'autista, che è anche la presidente dell'associazione, Mara Girardi, è qui con me. Presidente, cosa è successo martedì alle 12:25, quindi all'esterno delle scuole Verdi? Io sono scesa dal pulmino, ho lasciato il furgoncino parcheggiato con 6 bambini dentro, sono andata a prendere un altro bambino che dovevo portare poi in associazione e un papà che aspettava il figlio davanti a scuola mi ha detto che era scoppiato qualcosa. Io pensavo la ruota della macchina, invece quando sono arrivata al furgone c'era il vetro scoppiato, dentro c'erano i bambini e sul bordo si vedeva il punto dove era stato lanciato qualcosa. Poi guardando bene per terra abbiamo trovato il sasso che combaciava perfettamente col buco, quindi un sasso è stato lanciato presumibilmente da una persona, anzi no, i bambini hanno detto, perché hanno visto una persona in bicicletta, un'età non definita, comunque un adulto, ha lanciato il sasso e è andato via. Io non mi sono accorta di niente, però i bambini hanno preso tanta paura e il fatto è un po' grave, perché per fortuna il vetro rimane lì, anche se è tutto rotto, ma se questo sasso andava oltre poteva fare molto male. C'è dei frammenti di vetro. Sì, appunto, perché lo scoppio poi c'è stato. Dispiace perché ci sono anche i genitori che si fidano di quello che si fa. 2, avere queste problematiche in una cittadina dove tutti ci conosciamo mi sembra una cosa veramente fuori dalla norma. Ecco, tra l'altro Girardi, lei nel pomeriggio formalizzerà la denuncia presso i carabinieri, una segnalazione è già stata fatta, tra l'altro dei privati cittadini si stanno mobilitando per visionare anche le videocamere di videosorveglianza privata lungo appunto la zona di via Favretti, nei pressi delle scuole Verdi. Il sospetto appunto è che questo sasso sia stato scagliato
dolosamente ecco, da un soggetto, perché i bambini hanno riferito appunto di aver visto questo ciclista, questo uomo in bicicletta che poi si allontanava. È stato visto anche nell'atto di scagliare il sasso? No, di scagliare i bambini non mi hanno detto niente, quindi non ho idea di questa cosa qui. Però c'è la concomitanza di questi eventi. Tutte le cose messe insieme portano a... Il sasso era per terra vicino al furgone, quindi immagino che sia stato scagliato, anche perché si vede dalle foto che ho fatto proprio il buco. Quindi poi ho non per caso, diciamo, non è un sasso schizzato, anche perché comunque il pulmino era parcheggiato. Sì, e poi c'è un marciapiede dove non ci sono sassi, non c'è niente, quindi questo era lì, per cui si presume che potesse essere questo. Che cosa si sente di dire a questo soggetto, insomma, con tutti i condizionali del caso, ma che cosa si sente di dire? Beh, innanzitutto che non do colpe perché può essere qualsiasi cosa, lavorando con i ragazzi disabili può succedere qualsiasi cosa, può essere una persona normodotata che quindi ha comunque delle conseguenze se succede che viene individuato. L'altra cosa, se queste persone hanno una famiglia, bisogna stare attenti a farli andare in giro da soli, perché può succedere che abbiano un momento in cui hanno voglia di fare qualcosa di fuori posto e possono fare del male alle persone. Noi siamo qui, possiamo aiutarli, possiamo dare una mano, per cui che vengano. Non ci siamo solo noi come Fattibilimo, ma ci sono altre associazioni. Quindi lei ha anche la sensibilità per dire questo. Senta, Girardi, si è già messa in moto una macchina della solidarietà, comunque chi volesse donare per riparare c'è l'IBAN sui vostri social, si sente anche qui di lanciare un appello, un messaggio? Ma innanzitutto ringrazio i miei compagni di università, delle superiori, genitori degli amici dei miei figli che per ora ho visto, e ringrazio tutte le persone che ci aiutano in questo momento, in questa cosa, però abbiamo anche aiuti sempre pronti, anche volontari, per cui ringrazio in questo momento, perché è molto difficile portare avanti un'associazione con 43 ragazzi e con poco personale, perché tutto costa, e di conseguenza per cui ringrazio tutti quelli che hanno voluto contribuire, perché questo furgone non serve solo per includere i bambini abili e qualcuno magari che ha delle problematiche con i nostri ragazzi, serve anche per portare i nostri ragazzi in giro dappertutto, perché non sono autonomi, quindi è importante averlo funzionante. Per voi è molto più di un furgone. Esatto. Grazie Marta Girardi della PS Fattibilimo. Per il momento è tutto. Chiaramente ci saranno delle indagini. Da Borgo Bianchi di Mogliano Veneto, Filippo con Nicoletta Rizzetto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit in collegamento in diretta da Mogliano Veneto. Noi invece ora ci trasferiamo a Mestre, parliamo delle manifestazioni che si sono svolte, si stanno svolgendo e si svolgeranno in città tra Mestre e Venezia, pro mobilitazioni pro Gaza. Domani peraltro è anche previsto uno sciopero della CGIL. Diamo la linea a Ilaria Marchiori che si trova in compagnia, vedo, del segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordani. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo appunto in compagnia di Daniele Giordano. Tante le proteste, le manifestazioni, come hai anticipato, pro Gaza nel nostro territorio tra Venezia e Mestre. Ieri sera un sit-in proprio ai piedi del ponte di Rialto. Per sabato è previsto un corteo, maxi corteo, che partirà dalla stazione di Mestre. Lunedì invece lo sciopero generale proclamato da alcuni sindacati di base con una manifestazione al porto di Marghera, e appunto domani lo sciopero nazionale indetto dalla CGIL.
Domani ci sarà uno sciopero di 4 ore a fine turno in tutti i settori privati per dire in modo chiaro che va fermato lo sterminio del popolo palestinese. Il mondo del lavoro sceglie di schierarsi e chiede alle forze politiche e alle istituzioni di fare altrettanto, perché non possiamo più stare silenti di fronte a quello a cui assistiamo. E dobbiamo anche sulle politiche economiche chiedere scelte diverse. Gli investimenti in armamenti in questo momento sono tagli alla spesa pubblica, tagli al welfare, alla salute, alla sanità, ai servizi pubblici essenziali, quindi scegliere di continuare ad investire in armamenti vuol dire anche colpire la possibilità delle persone di curarsi e di avere servizi essenziali adeguati. Per questo sciopereremo in tutte le fabbriche e informeremo i lavoratori di essere tutti presenti alla grande manifestazione di sabato alle 16 davanti alla stazione, perché vogliamo che sia molto molto chiaro che Venezia, che il nostro territorio, sceglie da che parte stare, la parte della pace. Ecco, infatti Giordano si sta facendo sentire molto la città da questo punto di vista. Sono molte le iniziative che sono state messe in campo, penso anche 2 giorni fa davanti a Via Palazzo, nel municipio di Mestre, ma non solo. Sono moltissime le associazioni che si stanno riunendo per dire in maniera chiara che non possiamo restare fermi di fronte allo sterminio a cui assistiamo, e quindi questo è sicuramente un moto positivo che le istituzioni devono raccogliere. Quello che noi abbiamo chiesto al Comune di Venezia è di schierarsi, di approvare una mozione in Consiglio Comunale che invita il governo a fare delle scelte molto chiare nei confronti di Israele, a sostenere il popolo palestinese e a dare protezione alla spedizione umanitaria in corso, che semplicemente vuole portare degli aiuti, e non c'è niente che va negato in questo momento a chi vuole aiutare un popolo alla fame stremato che in questo momento viene sterminato ingiustamente. Ecco, per quanto riguarda lo sciopero di domani, stanno crescendo le adesioni? Ma sicuramente le adesioni stanno crescendo in molti settori, ci sarà lo sciopero anche al porto, pensiamo, ma non solo, ovviamente in tutti quei settori privati che non sono regolamentati dai servizi pubblici essenziali, e quello che noi chiediamo anche alle imprese, ai lavoratori, è anche di costruire meccanismi di solidarietà in cui si possano donare ore di lavoro sia da parte dei lavoratori che da parte delle imprese, proprio per sostenere gli aiuti umanitari a Gaza. Allora, grazie a Daniele Giordano, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Daria Marchiori, in collegamento in diretta da Mestre. Noi continuiamo a parlare di manifestazioni di solidarietà a Gaza e contro la guerra, parlando non solo appunto abbiamo parlato di quella della CGIL di venerdì sera, ce ne sarà una anche sabato mattina. Abbiamo lanciato per lunedì 22 un appello al blocco del porto, e bloccheremo il porto raccogliendo la chiamata dei portuali di Genova e unendoci a quello che sta accadendo in tanti porti d'Italia, di tutto il Mediterraneo e anche oltre. La partenza è fissata a Piazzale Giovannacci alle 10 di mattina di lunedì. Da qui il corteo raggiungerà piedi Porto Marghera in quello che intende essere una nuova manifestazione tangibile di opposizione al massacro di Gaza. La manifestazione regionale di Venezia si inquadra in una serie di iniziative e presidi nei porti italiani, di cui Genova è capofila, per tenere alta la tensione sulla Global Sumut Flottiglia e fermare le vie che alimentano l'economia di guerra. L'Italia è il terzo fornitore al mondo di armi a Israele dopo gli Stati Uniti e la Germania, e dai nostri porti passano le armi che dalla Germania arrivano dirette a Israele. Questo avviene anche dai porti di Venezia. Non è il momento di stare fermi, non è il momento di tentennare, ma è il momento di fare un passo in più e di davvero agire. Oltre alla solidarietà alla popolazione di Gaza, scioperi e manifestazioni rappresentano una critica e uno sprone nei confronti del governo italiano e dell'Unione Europea, ai quali si chiede una presa di posizione più decisa nei confronti di Israele. All'appello di associazioni, comitati e centri sociali che già in occasione della mostra del cinema erano riusciti a portare migliaia di persone a sfilare al Lido di Venezia, si uniscono anche i sindacati di base che hanno indetto uno sciopero generale per l'intera giornata del 22 settembre. Adesso noi ci troviamo appunto domani con le forze dell'ordine per capire come muoverci. Io ripeto, non ho la voglia e non ho la volontà di impedire le proteste, ma cercheremo di garantire anche continuità delle attività. Dirvi oggi bene non lo voglio fare, anche perché non sarebbe di rispetto per appunto le istituzioni, ma insomma sicuramente spero che ci sia intelligenza da parte di tutti. La CGIL invece ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori privati per le ultime 4 ore del turno di venerdì 19 settembre. Una manifestazione è prevista a Mestre. Faremo in modo di predisporre meccanismi di solidarietà con le aziende, ha detto il segretario generale della CGIL di Venezia Daniele Giordano, per destinare la retribuzione alla causa umanitaria del popolo palestinese. Ci saranno manifestazioni in tutte le province e invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a partecipare.
Invitiamo anche la Regione Veneto a prendere una posizione chiara e netta su questo tema. Basta la guerra, dobbiamo essere in tanti, dobbiamo esserci, partecipate. Naturalmente la manifestazione al porto di Marghera, appunto, come è stato detto nel servizio lunedì e non sabato, come erroneamente vi avevo annunciato. Torniamo a parlare di cronaca, andiamo a Codevigo, dove un 36enne è stato allontanato da casa dopo anni di violenza e minacce nei confronti della moglie. Viveva in un clima di terrore da almeno 2 anni, vittima di umiliazioni, insulti, minacce e aggressioni fisiche anche davanti ai figli. Ora il marito 36enne residente nella Saccisica è stato allontanato da casa con il divieto di avvicinamento alla moglie. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di un conoscente che ha avuto il coraggio di parlare, rompendo un silenzio che rischiava di diventare tragico. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Codevigo, i maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2023, con mortificazioni per il suo modo di gestire casa e figli, controlli negli spostamenti, fino ad arrivare a minacce di morte con un coltello quando la vittima ha cominciato a prospettare al marito l'ipotesi di una separazione. Le testimonianze raccolte da parenti e amici, unite agli elementi investigativi, hanno portato la Procura della Repubblica di Padova a richiedere e ottenere un provvedimento immediato. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione e gli è stato applicato il braccialetto elettronico. Ora parliamo dell'arresto a Vigonza di un 45enne tunisino, è stato arrestato dai carabinieri, era latitante nonostante una condanna a 4 anni per omicidio con un complice, aveva ucciso a coltellate un connazionale a Vigonza 2 anni fa. Aveva ucciso un giovane connazionale, Marouen Ben Amer, di 30 anni, la sera del 16 settembre del 2023 nell'area verde di questi condomini di via Aldo Moro a Vigonza. Dopo un litigio con un complice, all'epoca 36enne, lo aveva colpito alla coscia con un tagliaunghie, recidendo l'arteria femorale del giovane. Dopo un primo arresto, avvenuto da parte dei carabinieri 6 giorni dopo l'omicidio a Sanremo, dove si era rifugiato con il complice per sfuggire alla cattura, e nonostante una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi per omicidio preterintenzionale, il 45enne tunisino era riuscito a rendersi irreperibile. Tutto questo fino a lunedì pomeriggio, quando i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Padova lo hanno rintracciato e arrestato. In Italia, senza fissa dimora, il tunisino è stato accompagnato nella casa circondariale del Due Palazzi di Padova. Sì al rito alternativo per il 15enne accusato dell'omicidio di via Castelmenardo a Treviso, ma solo se l'esito della nuova perizia sulle cause della morte di Francesco Favaretto dimostrerà che a ucciderlo sia stata la bottigliata sferrata nell'ultima drammatica fase dell'aggressione del 12 dicembre. Ho chiesto un abbreviato condizionato a una nuova perizia medico-legale e il giudice ha ammesso questa condizione, quindi ha disposto una nuova perizia medico-legale. Nuova perizia sulle cause della morte del 22enne Francesco Favaretto, brutalmente aggredito la sera del 12 dicembre in via Castelmenardo a Treviso. Al Tribunale dei minori di Venezia si è svolta l'udienza preliminare in cui sono stati sentiti gli specialisti che hanno dichiarato maturo e capace di intendere e di volere il minorenne, 15 anni appena all'epoca dei fatti, accusato di omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. 10 in tutto gli indagati. Il giovanissimo, tuttora rinchiuso nel carcere minorile di Treviso, è accusato di aver inferto un colpo al polmone sinistro del 22enne, morto 10 giorni dopo l'aggressione. È una valutazione nuova che chiediamo, che è molto importante e potrebbe risultare decisiva, perché riteniamo che in quella prima fase in cui è avvenuto l'accoltellamento al polmone sinistro del povero Favaretto, quel colpo non fosse un colpo mortale, come invece il consulente tecnico del pubblico ministero, quando effettuò l'esame autoptico, ritenne concausale insieme al taglio, al colpo di bottiglia, al taglio del collo. Se così verrà accertato, la posizione del minorenne cambierebbe drasticamente. Evidentemente l'accusa di omicidio cadrebbe.
Sarà l'anatomopatologo Antonello Cirnelli a svolgere l'accertamento in base al quale il ragazzo potrebbe essere ammesso al rito alternativo e beneficiare di uno sconto di pena. Per l'avvocato Crea a provocare la morte di Favaretto non furono i colpi inflitti nella prima fase dell'aggressione, ma nella seconda e da altre mani, in particolare la bottigliata che gli avrebbe provocato la ferita alla gola facendolo stramazzare al suolo. La procura chiuderà a giorni le indagini. Il suo assistito, un ragazzo giovanissimo, come sta vivendo questi mesi? Ma sono mesi non facili, è in custodia cautelare, chiederò prossimamente la remissione in libertà o comunque l'attenuazione della misura cautelare. Riteniamo anche che ci siano delle problematiche di natura psichiatrica dovute soprattutto all'età, quindi tutto questo ovviamente determina una situazione di particolare peso nei confronti del ragazzo, oltre alla consapevolezza di ciò che comunque è avvenuto. Ora il processo per il femminicidio di Nicoletta Rotaru. La parola è toccata ai difensori dell'ex marito Eric Zorzi, accusato di omicidio volontario aggravato. Il 23 ottobre, dopo le repliche di accuse e difesa, è prevista la sentenza. È una doppia strategia quella che mette in campo il collegio di difesa di Eric Zorzi, il camionista di 42 anni di Abano Terme, accusato di aver strangolato e ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaru e di averne poi inscenato il suicidio. Nell'aula M del Tribunale di Padova, davanti alla Corte d'Assise presieduta dalla giudice Domenica Gambardella, Eric Zorzi, maglia e jeans neri, ascolta le parole dei difensori, prima Silvia Masiero, poi Cesare Vanzetti. Contesta la ricostruzione della procura a quest'ultimo, chiedendo l'assoluzione del suo assistito e in subordine, perché ogni bravo comandante deve preoccuparsi di una seconda strategia, chiede che Eric Zorzi, per cui la PM Maria D'Arpa ha chiesto la condanna all'ergastolo, vengano riconosciute le attenuanti. Contesta anche l'audio ascoltato in aula e registrato la notte del 1 agosto 2023, quando Nicoletta è morta. Eric Zorzi va aiutato, ha continuato il difensore, che racconta la storia del camionista, un bambino solo, un adolescente senza amici, cresciuto senza la figura paterna di riferimento. È un disturbo della personalità ossessivo-compulsivo, quello di cui soffrirebbe Eric Zorzi, che lo avrebbe portato a forme di rigidità, difficoltà relazionali e controllo anche su Nicoletta Rotaru e sulle figlie che aveva il terrore di perdere. Nicoletta Rotaru l'aveva persa. Con le figlie la donna stava provando con tutte le sue forze a ricostruirsi una vita. Il 23 ottobre in tribunale le repliche dell'accusa e della difesa, al termine delle quali si andrà a sentenza. A Udine invece è stata depositata la motivazione della sentenza di condanna del vicequestore Giovanni Belmonte per prostituzione minorile. Nel processo sia il pubblico ministero che la difesa avevano chiesto l'assoluzione, ma il collegio dei giudici ha deciso diversamente. A giugno la condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale e 2.000 euro di multa per il reato di prostituzione minorile. Giovanni Belmonte, vicequestore di polizia in servizio a Treviso, ma in passato ad Udine, ha scoperto in questi giorni la motivazione con cui il collegio dei giudici, presieduto da Daniele Faleschini Barnaba, ha ignorato la richiesta di assoluzione avanzata sia dal PM che dalla difesa, emettendo una sentenza di condanna. Secondo i giudici, Belmonte, difeso dall'avvocato Stefano Comand, era del tutto consapevole della minore età della sua interlocutrice e i soldi che inviava o i regali che le faceva erano finalizzati ad ottenere prestazioni sessuali. È scritto nella motivazione depositata dal giudice Roberto Pecile, all'atere nel collegio, insieme a Camilla Del Torre, almeno 10 episodi di prestazioni sessuali con la giovane classe 2003, minorenne all'epoca degli addebiti contestati, uno avvenuto ad Udine nel settembre del 2020, in un'epoca in cui la giovane aveva meno di 18 anni. Nella chat intercorsa tra il Belmonte e la ragazza, scrivono i giudici, sono emersi alcuni messaggi dal contenuto significativo che consentono di desumere che tra le parti vi fossero stati rapporti sessuali in quell'occasione. Sia la parte offesa che Belmonte avevano reso dichiarazioni durante il dibattimento. Alcune contraddizioni emerse in aula rispetto a quelle in fase di indagine preliminare da parte della ragazza, insieme ad altri elementi, hanno convinto i giudici a prendere la decisione di condannare l'imputato, quando ormai sembrava che il procedimento si avviasse verso l'assoluzione. Subito dopo la sentenza, l'avvocato Comand aveva annunciato il ricorso in appello. Ora parliamo della morte sul lavoro a Vigonovo di lunedì scorso. Sono state donate le cornee di Stefano Bottaro. Resta però il giallo sulla dinamica dell'incidente.
Donate le cornee di Stefano Bottaro, il 61enne di Vigonovo, morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto del peso di oltre 600 kg la sera di lunedì scorso nel piazzale della ditta MC Transpel, dove da 5 anni lavorava come autista di tir. A deciderlo i familiari, che hanno scelto di trasformare il dolore in un ultimo grande gesto di generosità, come riporta il sindaco, che in mattinata ha incontrato sia la sorella che la mamma di Stefano nella loro abitazione di Tombelle, frazione di Vigonovo. Tombelle è una comunità molto calorosa e speriamo appunto che anche in questa occasione il conforto dei concittadini possa essere d'aiuto per tutti loro. Resta da sciogliere il nodo delle responsabilità sulla dinamica di questa ennesima morte sul lavoro, se ci sia stato il pieno rispetto delle norme di sicurezza oppure se la tragedia sia maturata da una ingenuità dello stesso 61enne costata la vita. Un gesto forse azzardato, quello di caricare il transpellet elettrico di quasi 7 quintali sopra il carico di scatolone e scatole con dei libri fotografici per un mobilificio che da Loreggia era destinato ad una ditta della Toscana. C'è poi un altro punto interrogativo: perché il tir, già pronto a partire con il carico dal Padovano, avrebbe dovuto fare tappa nuovamente a Tombelle invece di dirigersi direttamente verso Firenze? Intanto si resta in attesa che il magistrato disponga la riconsegna del feretro per fissare la data dei funerali. Si è spenta all'ospedale di Castelfranco Veneto la cinquantenne che lunedì era stata investita mentre passeggiava a bordo strada. La 39enne alla guida è ora indagata per omicidio stradale. Non ce l'ha fatta Morena Mazzocca, cinquantenne di Resana, travolta lunedì da un'auto guidata da una 39enne mentre stava passeggiando lungo via Giotto a Castelfranco. Giorni di agonia in cui le speranze di salvezza sono sempre rimaste appese a un filo. Ricoverata con una gamba rotta e gravi lesioni al cranio, la prognosi è rimasta riservata fino al momento del decesso. Troppo gravi le conseguenze dell'impatto. La donna stava passeggiando a bordo strada intorno alle 8:20 del mattino dopo aver accompagnato il figlio Christian, 17 anni, a scuola. Solo mezz'ora separava quell'impegno dall'inizio del suo lavoro, un momento che Morena si prendeva per fare un po' di attività fisica, consigliata dai medici dopo che l'anno scorso aveva avuto un intervento alla schiena. È una tragedia che colpisce Castelminio, colpisce Resana, colpisce Salvarosa, il paese natale della povera Morena. Abbiamo sperato tutti che si potesse salvare, che arrivasse qualche notizia positiva, purtroppo c'è nulla da fare. Morena lavorava alla cooperativa L'Incontro di Castelfranco Veneto, che la vedeva impegnata come impiegata in uno studio medico. L'ennesima tragedia probabilmente data da chissà cosa, dalla distrazione, dalla fretta. Invece dobbiamo capire che prima viene la vita, poi viene le altre distrazioni che ci possono essere, quindi le condoglianze alla famiglia, all'usato, al figlio Cristian, al marito Massimo e a tutta la famiglia. La data dei funerali sarà fissata nei prossimi giorni, intanto l'auto della 39enne è stata posta sotto sequestro. La donna è ora indagata per omicidio stradale. Non scordare di essere felice, non scordare di divertirti, la vita è breve. Hanno voluto accompagnare la sua foto nell'epigrafe con le parole del pilota di rally Craig Breen, morto nel 2023. I familiari di Luciano Sandrini, il 75enne di Ponzano, morto assistendo al rally del Lazio a Cassino, a cui stava partecipando il nipote Tommaso. I funerali di Sandrina saranno celebrati sabato mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Paderno. Venerdì sera alle 19:30 sempre in chiesa il Rosario. Pilota a sua volta, Sandrina aveva trasmesso la passione per il rally ai figli Andrea e Luca, quindi al nipote Tommaso. Venerdì il tragico incidente che gli è costato la vita. Un'auto finita fuori strada ha provocato il crollo di una struttura di mattoni e tegole che lo hanno colpito. Il pilota, il vicentino Matteo Carlotto, è indagato per omicidio colposo. Voltiamo pagine, parliamo della guerra del Tribunale della Pedemontana. Il procuratore capo Gratteri lo definisce inutile e scatena l'ira degli avvocati bassanesi. Il Tribunale della Pedemontana proprio non va giù al procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, che durante un dibattito televisivo, dove si è parlato anche delle difficoltà del sistema giudiziario, si è espresso in maniera non proprio edificante sul Palazzo di Giustizia di Bassano, per la cui riapertura, lo ricordiamo, è arrivato il via libera dal governo. Questo governo ha aperto il Tribunale a Bassano del Grappa.
ora vogliono aprire un altro in Piemonte. Ma questo non è un bene se ci sono... No, assolutamente e no. non velocizza i tempi della giustizia. Aumenta la spesa e allora mi devono spiegare, ora voglio sapere dove prenderanno i magistrati e gli impiegati al Tribunale di Bassano Grappa, dato che tutti i presenti ai tribunali, i procuratori della Repubblica, i presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Veneto erano contrari all'apertura di questo Tribunale di Bassano Grappa, che hanno detto tutti che è inutile, però è stato aperto, chissà perché. Dichiarazioni che hanno fatto rizzare sulla sedia i due avvocati bassanesi, Francesco Savio e Antonio Mauro, da sempre in prima linea nella lotta per la riapertura del Tribunale di Via Marinali. Gratteri è un buon magistrato, bravo e anche coraggioso, però se quando parla non si riferisce a dati di fatto ma a quello che sente dire da altri, anche lui sbaglia come tutti quanti. Allora finiamola col tribunalino, finiamola, perché è il Ministero che qualifica grande un tribunale che ha più di 450.000 abitanti nel circondario. Qui ce ne sono 530, basta, fine, è un dato oggettivo. Quindi quello è scontato, è inutile continuare a insistere. Poi sull'inutilità del tribunale a me spiace che lo dica, perché grazie a un comune conoscente, non più di 6 mesi fa, gli ho fatto pervenire il libretto sul Tribunale della Pedemontana, che adesso è diventato Tribunale Bassano, con tutti i dati economici che dimostrano perché per questo territorio, ma per il Veneto stesso, è importante. Se il governo decide di aprirlo, ci sarà un motivo, no? Sul piatto la questione è anche legata alla mancanza di personale. Già il testo del disegno di legge che ci è stato fornito, sia pure non in forma ufficiale, è un progetto che prevede autosufficiente, perché prevede l'arruolamento, diciamo, di nuovi magistrati con concorsi ad hoc riservati a questo nuovo tribunale, fermo restando che c'è sempre il principio del trasferimento. In tutto questo il magistrato Gratteri lo dà già per aperto, perché ha detto hanno aperto il Tribunale di Bassano, quindi chissà che sia di buon auspicio, perché noi che abitiamo a Bassano non l'abbiamo ancora visto aperto. Esatto, abbiamo il dibattito parlamentare, ma è bene che ne parli in questi termini Gratteri, ci porterà fortuna, penso. E oggi è il giorno della convocazione in tribunale del sindaco di Bassano, Nicola Finco, in merito al crollo alla scuola Pascoli. Era stato lui stesso a dare la notizia pochi giorni prima di Ferragosto. Ora è arrivato il giorno di comparire davanti al giudice per dare la sua versione dei fatti. Nicola Finco, sindaco di Bassano, è sotto indagine nel fascicolo che ipotizza il crollo colposo di una porzione di soffitto all'interno della scuola Pascoli di via Sabbionara. Era il 31 gennaio e dopo alcuni giorni di sospensione le lezioni erano state trasferite al tribunale fino alla fine dell'anno scolastico. Dalla scorsa settimana tutte le attività si svolgono in alcuni locali dell'Istituto Scalabrini in attesa della costruzione di un nuovo polo scolastico. A maggio la Procura aveva aperto l'inchiesta mandando i carabinieri negli uffici del settore lavori pubblici per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Anche al sindaco attualmente in carica viene chiesto conto di quanto accaduto. Finco, interpellato, ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito, anche a tutela della propria posizione e nel rispetto del lavoro degli inquirenti. Fra un mese toccherà anche ad Elena Pavan, raggiunta anche lei, sindaco dal 2019 al 2024, da un avviso di garanzia per le stesse motivazioni. L'edificio, che è entrato nella lista di quelli da alienare, non aveva manifestato segni di fragilità, ma era stato destinato circa un anno e mezzo fa ad un progetto di ristrutturazione che non si è realizzato per la coincidenza con la campagna elettorale. Solo le perizie successive al crollo hanno rivelato i punti deboli presenti nelle murature, tanti e tali da mettere a rischio la permanenza di scolari, insegnanti e personale scolastico. Il sindaco Finco davanti al giudice darà la sua versione dei fatti. È il primo capitolo di una vicenda che potenzialmente riguarda tutti gli amministratori pubblici e le loro responsabilità sullo stato di salute del patrimonio edilizio. Ora torniamo a parlare del caso di Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia, che si trova detenuto da più di 300 giorni in un carcere di Caracas. In una manifestazione a Roma promossa da Articolo 21 si è tornati a chiedere un tempestivo intervento del governo per arrivare al più presto alla sua liberazione.
C'erano anche Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che si trova ingiustamente arrestato in carcere in Venezuela da più di 300 giorni, e una delle zie di Alberto al presidio in piazzale Clodio a Roma prima dell'udienza del caso Giulio Regeni. Un segno di vicinanza e sostegno tra le due famiglie. Si è tornati a parlare in questa occasione durante il presidio promosso con coraggio dall'associazione Articolo 21 guidata da Giuseppe Giulietti anche della vicenda del nostro cooperante veneziano. È arrivata forte la richiesta che il governo italiano e tutte le autorità competenti organizzino al più presto una missione per la liberazione di Alberto. La mamma Armanda ha incrociato anche l'ambasciatore Luigi Vignali, che il governo italiano ha nominato come proprio ambasciatore speciale per ottenere la liberazione di Alberto e degli altri italiani prigionieri in Venezuela. Famiglie diverse che si incontrano qui davanti dandosi la solidarietà insieme a tante associazioni, dall'articolo 21 a Giulio siamo noi. Ecco, si parla tanto dell'Italia dell'odio, ma l'Italia dell'amore e della solidarietà noi l'abbiamo incontrata questa mattina. L'avvocato Alessandra Ballerini, legale delle famiglie Regeni e Trentini, non ha usato giri di parole e pur con pacatezza ha ribadito la necessità che si arrivi al più presto a una soluzione. Alberto di fatto è stato vittima di una sparizione forzata, è un ostaggio, non una persona che ha commesso un reato all'estero, magari in Germania, ed è detenuto con un processo, un avvocato e via di seguito. E quindi è una situazione diversa. Presente al presidio davanti al tribunale anche Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico. 305 giorni sono insopportabili, 305 giorni di detenzione senza che vi sia alcun procedimento per un reato. Alberto non ha commesso reati, Alberto è sostanzialmente tenuto lì ostaggio. Rinnoviamo tutto il nostro supporto per questa delicata impresa, ma bisogna fare ogni sforzo. A Belluno sta proseguendo l'attività di servizi integrati bellunesi per la riduzione delle perdite idriche degli acquedotti della provincia. Nell'abitato di Castoi si sta provvedendo infatti alla sostituzione di circa 400 metri di rete di distribuzione e posando nuovi misuratori per suddividere la rete in distretti e raccogliere dati sullo stato di salute delle condotte. L'intervento rientra in un maxi progetto da più di 25 milioni e mezzo di euro finanziato con fondi PNRR che riguarda 1615 km di rete idrica bellunese con l'obiettivo di ridurne progressivamente le perdite. E il Consiglio Comunale di Bassano, convocato per il 23 settembre, le minoranze hanno presentato un'interrogazione sulla presenza dei PFAS sui pozzi di acqua potabile. La questione PFAS nell'acqua potabile di Bassano finisce in Consiglio Comunale. Le minoranze hanno presentato un'interrogazione al sindaco Nicola Finco chiedendo di riferire in assemblea riguardo lo scottante argomento. Non abbiamo dati ufficiali in mano, leggiamo però i giornali, parliamo con le persone, conosciamo le persone del comitato che hanno lavorato su questo tema e rispetto a questo sembra ci sia evidenza di tracce, anche se ETRA ha detto e certificato essere sotto soglia, di PFAS nell'acqua potabile in alcuni punti di Bassano. Allora, siamo all'interno, non all'interno dei limiti previsti dalla legge, c'è comunque il problema. E rispetto a questo chiediamo di capire in che termini è posta questa cosa e di essere assicurati che effettivamente non ci sia nessun problema per i cittadini. Analisi private e le controanalisi di ETRA confermano infatti la presenza di PFAS nell'acqua potabile di Bassano. Tutto nasce nell'aprile di quest'anno, quando le associazioni locali avevano fatto analizzare a proprie spese 19 campioni di acqua potabile provenienti da Bassano, Cassola e Rosà. I risultati mettevano in evidenza alcune anomalie. Le controanalisi di ETRA avevano confermato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche con valori però che si attestavano attorno ai 50 nanogrammi, la metà del limite previsto dalla legge, e la Multiutility fin da subito aveva assicurato sulla qualità dell'acqua che esce dai rubinetti delle case dei bassanesi.
territori vicino a noi sono stati fortemente segnati da questo tipo di inquinante, quindi è normale che ci sia attenzione. Nello stesso tempo dobbiamo anche non creare allarmismo in tutto questo, ma cercare di comprendere, capire nel modo corretto. Quindi è per questo che noi chiediamo all'amministrazione di essere informati. Il sindaco di Monastier, Paola Moro, ha lanciato un duplice appello che da un lato chiede più controlli da parte delle forze dell'ordine a contrasto dei furti che si stanno verificando nella zona, dall'altro sconsiglia ai cittadini di farsi giustizia da soli. A tal proposito rischia di finire nei guai l'uomo che lunedì sera a Candelù ha fatto dileguare una banda di ladri sparando dei colpi di fucile in aria. Sarebbe importante anche, io parlo alle istituzioni superiori, insomma, avere la possibilità di avere più controlli, pur riconoscendo il grande lavoro che stanno facendo le forze dell'ordine, però magari ecco un passaggio in più. Chiede di fatto più pattuglie sul territorio il sindaco di Monastier, Paola Moro, nei giorni in cui i furti si segnalano in tutta la Marca, da nord a sud. Ladri in azione sono stati avvistati anche in Pedemontana, nella zona di Cornuda, uno stillicidio tra paura, psicosi, stress, sicurezza reale percepita, con le vittime che spesso reagiscono mettendo a repentaglio anche la propria incolumità. È il caso del papà 38enne che col Franquidio d'Erzo si è trovato i ladri in terrazza, scaraventandoli giù di sotto, oppure di quell'uomo che lunedì sera a Candelù ha esploso dei colpi di fucile in aria facendo dileguare i delinquenti che erano appena stati nella casa dell'anziana vicina, e questo dopo che il figlio aveva utilizzato una scacciacani, episodio quest'ultimo che ora è sotto la lente dei carabinieri. Si sta approfondendo l'uso improprio dell'arma per capire se ci sono degli estremi per adottare nei suoi confronti provvedimenti di carattere penale o amministrativo. Così del resto dice la legge. Più in generale da parte delle istituzioni l'appello è a non farsi giustizia da sé. I rischi sono troppo alti da tutti i punti di vista. È vero che siamo legati ai nostri beni e siamo legati insomma alla nostra casa, però qualora insomma ci si trovi a contatto con il malvivente è sempre bene essere prudenti e lasciarlo andare, perché una collanina d'oro si ricompra, anche se ha un valore affettivo, tutto quello che vogliamo, la vita insomma è sacra. Siamo cittadini di Mestre, persone vere, ostaggio di un degrado indegno di una città civile. I residenti di via Carducci a Mestre rilanciano al sindaco Brugnaro la richiesta di un intervento immediato. La strada, affermano, è sempre più in balia di sbandati. Ci aspettavamo una risposta, qualche tipo di risposta, e non certamente un attacco, non certamente un'accusa di non esistere, perché noi invece esistiamo, siamo famiglie, siamo genitori, siamo figli, abitano anziani, ci sono bambini che vanno a scuola tutti i giorni e che tutti i giorni si devono confrontare con una situazione di degrado che non è degna di una città civile. La risposta arrivata a mezzo stampa dal sindaco non è quella che si aspettavano i residenti di via Carducci, firmatari di una lettera aperta in cui si denuncia il degrado dell'area a 2 passi da piazza Ferretto. Brugnaro ha sostenuto invece che l'impegno del Comune di Venezia a tenere l'area pulita non è mai mancato e che un'ordinanza anti-alcol in una via non ha senso. Noi siamo stati molto stupiti della reazione del sindaco e ci è anche spiaciuto, perché lui evidentemente ha letto come attacco politico quello che invece era un appello di un gruppo di cittadini. Un gruppo di cittadini che continua a crescere. Le iniziali 20 firme sono già raddoppiate. D'altronde oramai l'area appare come un albergo diffuso e a cielo aperto di sbandati di vario genere. Se il problema di spaccio e consumo di droghe in strada, perlomeno qui, appare in diminuzione, i condomini si descrivono prigionieri delle deiezioni e dell'incuria. Persone che continuano a bere, che schiamazzano, che urlano e soprattutto che non hanno nessuna remora nel mostrarsi mentre si tirano giù i pantaloni, mentre fanno la pipì, mentre fanno altri bisogni. Il sindaco non può dire che queste sono immagini finte, fasulle. Noi siamo qui e purtroppo ci viviamo e ci facciamo i conti tutti i giorni. Il famoso filo spinato apparso l'estate scorsa sul cancello di una laterale di via Carducci era stato per l'appunto una prima barriera alle intrusioni di chi scambia la pubblica via per una pubblica toilette. L'album fotografico raccolto dai residenti, Un anno in via Carducci, testimonia uno stato di degrado che sporadicamente può degenerare in atti di violenza. Qui accanto c'è anche uno dei buchi neri più preoccupanti di Mestre, quell'ex sede Telecom più volte svuotata di inquilini abusivi e murata negli ingressi.
La nostra è una delle poche città dove ci sono 2 mense attaccate che danno pranzo e cena. Non solo, ma la mensa dei frati, io ho visto gli spacciatori, che vedo perché ormai li conosco qui, e vanno a mangiare lì insieme a tanti altri, cioè italiani non ce ne sono più, sono tutti stranieri. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Ben trovati nuovamente in diretta con Focus TG, riprendiamo con la cronaca. Una trentenne brasiliana è stata denunciata a Vicenza per aver ricattato un giovane dopo un incontro a pagamento. Incontro a pagamento. Lui è un 23enne vicentino, lei una brasiliana di 29 anni. La donna pretende una somma maggiore rispetto a quella pattuita, sostenendo che la prestazione sia durata più a lungo. Ma lui si rifiuta. Lei per tutta risposta si prende il cellulare del giovane cliente e lo trattiene come forma di garanzia, minacciandolo perché le consegni 300 euro in contanti. A quel punto il ventenne, spaventato, chiama i carabinieri di Vicenza. I militari, compreso al volo che la situazione è delicata, si attivano e assistono alla consegna del denaro da parte del giovane. In questo modo i militari sorprendono la donna in flagranza di reato. L'immediato intervento permette così di recuperare il cellulare e restituirlo al ragazzo. La 29enne brasiliana, che vive in città ma è irregolare in Italia, ritenuta responsabile del reato di estorsione, viene denunciata. I carabinieri proseguono gli approfondimenti investigativi. E allora, a proposito di uso del telefonino, parliamo anche di cyberbullismo e di sicurezza quando si viaggia su internet, rivolto alle nuove generazioni. C'è stato un incontro in questo senso a Treviso. Il tema del bullismo e cyberbullismo è un tema di grande emergenza, perché è un tema che coinvolge i ragazzi già nella fase preadolescenziale, quindi si parla già della fine della scuola primaria e diventa poi esplosivo in questi anni della scuola secondaria di primo grado e anche poi nella scuola secondaria di secondo grado. Il Veneto per la legalità. Al Museo di Santa Caterina un incontro dedicato a un tema delicato e attualissimo, le parole d'odio sui social, il cyberbullismo e la cybersecurity. Ci sono 8 ragazzi su 10 che nell'ultimo anno dichiarano di aver subito un'azione di violenza, un atto di cyberbullismo o comunque un comportamento che li ha messi in difficoltà. Presenti i ragazzi delle terze medie di Roncade e Monastier, coinvolti in una mattinata di sensibilizzazione. Questo è un fenomeno molto diffuso, sul quale noi dobbiamo intervenire innanzitutto rendendoli consapevoli delle azioni che possono essere fatte a loro tutela, quindi segnalare ai genitori, segnalare agli insegnanti. Ricordo che una legge del 2017 sul cyberbullismo introduce proprio una figura del responsabile all'interno delle scuole, un docente che si deve occupare proprio di queste tematiche. Quindi in ogni scuola c'è qualcuno che ha un orecchio sensibile che può aiutare questi ragazzi. È necessario organizzare il più possibile incontri che possano vedere la collettività coinvolta in prima persona. Un impegno che il Veneto porta avanti con costanza per trasformare l'uso del digitale da rischio a opportunità. C'è di mezzo il telefonino e i social ed è una grande sfida, soprattutto per quanto riguarda in questa fase d'età in cui magari non tutti hanno i social ma tutti hanno WhatsApp ed è all'interno spesso di questi gruppi che avvengono fenomeni importanti di cyberbullismo. Da qui la proposta di un pronto soccorso digitale, un punto di riferimento per chi resta intrappolato in episodi di odio e violenza online. È importante lavorare sull'empatia, fargli capire 2 concetti fondamentali. Uno è l'empatia, la capacità dell'ascolto e di prendersi cura e rispetto di se stessi e degli altri. E il secondo è la pluralità di voci, capire che non c'è un'unica voce o un unico parere da assorbire in modo immediato. A Marostica, parte della scuola per l'infanzia Madre Teresa di Calcutta è chiusa per problemi statici e sono arrivati per i bambini i container. Sono arrivati i container nella scuola Madre Teresa di Calcutta a Ponte Campana Marostica. Serviranno come locali temporanei a disposizione del plesso, dato che l'ala vecchia dell'istituto è attualmente chiusa dopo i controlli dell'ufficio tecnico comunale che hanno rilevato problemi strutturali, in particolare agli intonaci. Un blocco di 10 moduli
Andiamo sopra i 120 metri quadri più l'area dei bagni, quindi è totalmente autosufficiente come blocco struttura anche per riscaldamento e raffrescamento, e servirà per contenere, diciamo, i ragazzi, ma anche per dare sfogo a quelle che sono le attività didattiche. La scuola solitamente ospita 3 classi, attualmente però una è trasferita a Lusiana Conco in attesa di capire l'esito delle verifiche che saranno effettuate da un'azienda specializzata. Stiamo aspettando perché purtroppo le ditte specializzate in questa tipologia di controlli non sono molte, sono estremamente appunto specializzate. Questa è una delle più grandi che lavora sul territorio nazionale e hanno una lunga fila d'attesa. Al momento abbiamo soltanto una verifica superficiale, naturalmente con il controllo delle controsoffittature verrà fatto anche ai solai, alle scale, al tetto, serramentistica, quindi tutta la struttura. Quando saranno fatti poi sapremo quantificare. Intanto l'amministrazione comunale sta lavorando ad un altro progetto, ovvero la realizzazione di un'area container stabile in via Tobagi da utilizzare in casi d'urgenza e non solo. Stiamo facendo una grande verifica di tutti quelli che sono gli spazi pubblici e c'è sempre bisogno di uno spazio. Nel caso non dovesse servire per le scuole nel prossimo futuro, ma questa è una scelta che andrà anche ben oltre il mandato amministrativo, potrà essere fatta la valutazione dalle prossime amministrazioni per utilizzarla come area per la comunità, sede di quartiere, oppure semplicemente spazi espositivi, visto che abbiamo numerose associazioni culturali che richiedono sempre spazi. E ora parliamo di sicurezza stradale. La provincia di Vicenza ha stanziato 8 milioni e mezzo di euro per 38 interventi strategici. Sicurezza stradale. Il fondo stanziato dalla provincia di Vicenza diventa ancora più corposo, non più 6 ma 8 milioni e 400 mila euro, a beneficio non più di 23 ma di 38 comuni. Un'iniezione di quasi 2 milioni e mezzo di euro in più per interventi di messa in sicurezza e miglioramento della mobilità lungo le strade provinciali, con l'obiettivo di promuovere una viabilità più sicura, sostenibile e inclusiva. Ad oggi si tratta per lo più di progetti esecutivi, ma grazie alla sinergia tra provincia e comuni l'anno prossimo ci saranno cantieri al lavoro per opere per un valore totale di 16 milioni 765 mila e 340 euro. Andiamo a soddisfare con questo ulteriore ampliamento delle risorse disponibili 38 comuni della provincia di Vicenza, quindi circa il 30% dei comuni, dei 113 comuni che abbiamo qui in provincia, con interventi che sono quelli che rispondono un po' alle esigenze che comunque come provincia avevamo già individuato, ma che si manifestano sempre più importanti anche alla luce della cronaca di questi giorni. Si tratta per lo più di realizzazione di rotatorie per la regolazione del traffico in punti critici, costruzione di piste ciclabili, percorsi ciclopedonali, messa in sicurezza di attraversamenti pedonali con illuminazione dedicata e segnaletica intelligente, riqualificazione urbana con abbattimento delle barriere architettoniche, installazione di impianti semaforici intelligenti e di dissuasori di velocità. Ed ora parliamo di un protocollo innovativo che parte da Padova e verrà applicato a livello internazionale nella cura delle malattie cardiache, un nuovo approccio che permetterà di ridurre l'utilizzo di farmaci fluidificanti del sangue. Un nuovo modo di curare l'infarto, rivascolarizzazione immediata e terapie personalizzate. Parte da Padova lo studio guidato dal professor Giuseppe Tarantini, direttore dell'emodinamica e della cardiologia interventistica dell'azienda ospedaliera, che ha coinvolto 40 centri in Europa e nel mondo. L'analisi, denominata Target First, ha arruolato oltre 2200 pazienti con infarto miocardico e i risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. È un protocollo di nuova modalità di cura dell'infarto, perché una volta che un paziente ha un infarto può avere delle recidive di infarto, ma può anche sanguinare tanto se la terapia non è aggiustata e personalizzata sul paziente. Questo nuovo protocollo è rivoluzionario perché sistema non solo la lesione responsabile dell'infarto, ma anche le altre lesioni che incidentalmente troviamo nel paziente, tutto durante la degenza, quindi non c'è nessuna rateizzazione delle ulteriori rivascolarizzazioni da fare al malato. In più personalizziamo la terapia togliendo l'aspirina dopo un mese e questo ha ridotto il 50% i sanguinamenti e le riammissioni in ospedale per sanguinamento. È un nuovo concetto di rivascolarizzazione. L'indagine introduce infatti un approccio
approccio innovativo, e cioè la rivascolarizzazione completa e precoce, una strategia che prevede di trattare tutte le arterie coronarie malate entro 7 giorni dall'infarto, una cura immediata e personalizzata. Cioè non c'è più una generalizzazione, è un po' come le polmoniti, cioè un tempo le polmoniti davano antibiotico e basta, adesso cosa fai? Fai l'antibiogramma e gli dai l'antibiotico giusto, così si farà nell'infarto, cioè si fa una rivascolarizzazione adeguata per quel tipo di malattia in quel paziente e poi la terapia antigrana si adeguerà su quel paziente, quindi non come se fosse un altro paziente. È trascorso quasi un anno dalla morte di Sammy Basso. Per ricordare il giovane scienziato di Tezze sul Brenta, fra le tante iniziative c'è anche una canzone. Non ho potuto scegliere la mia malattia, ma ho potuto scegliere come affrontarla. Non potevo camminare, mi hanno messo una zeppa, non potevo correre, mi hanno messo le ruote per riempire la mia vita. L'ispirazione del brano è venuta al maestro Vania Marconato, che dirige una scuola di musica con una sede anche a Villa Razzolini di Asolo, dove Sammy ha avuto il malore fatale che ha spento la sua vita terrena. Mi ha colpito molto, quella giornata è stata abbastanza dura, anche se io non lo conoscevo di persona, ma ho avuto modo di vedere le sue interviste e gli spettacoli dove era presente, e da lì insomma è nata la mia idea di dedicargli una canzone. E mentre loro da me imparavano la diversità, io godevo della loro normalità. Le parole della canzone sono espresse in prima persona da Sammy. Mi hanno mandato tramite la mamma e gli amici delle frasi e degli aneddoti molto belli, che lui, delle frasi, dei modi di dire anche che usava quando andavano fuori a mangiare la pizza, quando si trovavano tutti insieme, e infatti la canzone si intitola Te voglio ben, perché era il saluto che dava alla fine delle serate con gli amici, ecco, sostanzialmente. È chiaro il suo amore infinito per la vita e la capacità di rendere quello che può essere per qualcuno un difetto una cosa meravigliosa. È stato un testimonial grandissimo, secondo me, una persona straordinaria, per avere la forza di portare in tutto il mondo una sua difficoltà e renderla un punto di forza. Ha avuto una forza eccezionale ed è veramente, per me, è un eroe e sarà sempre un eroe. Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, ha pubblicato l'editto che annuncia la richiesta di avvio del processo per la beatificazione di Don Giovanni Nervo, scomparso 12 anni fa, prete diocesano, fondatore della Caritas italiana. La data dell'editto è il 9 settembre 2025. È il primo passo ufficiale che il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, pone per l'avvio della causa di beatificazione di Don Giovanni Nervo, il sacerdote diocesano che fondò la Caritas italiana, morto il 21 marzo 2013. Sarà affisso per un mese nel Duomo di Padova l'editto, nella chiesa di Santa Sofia di Padova e Santa Giustina in Soragna e nelle bacheche delle sedi della Caritas italiana e della Fondazione Zancan. È un invito che Monsignor Cipolla e Sara Ruffato, cancelliere vescovile, rivolgono a tutti i fedeli che avessero notizie utili a dare avvio alla causa di beatificazione e canonizzazione. Nel corso degli anni, scrive l'editto, si radicò la convinzione che Don Giovanni era un cristiano autentico, un prete vero, un testimone della giustizia e della carità verso Dio e verso il prossimo. Una fama di santità che porta ad affidare la causa di beatificazione al postulatore, il diacono Francesco Armenti. Nato a Casalpusterlengo nell'Odigiano nel 1918, sfollato da Solagna dove si combatteva la Grande Guerra, Don Giovanni Nervo continuò per tutta la vita a operare per la giustizia sociale. Ci fermiamo un istante e ci rivediamo tra poco. Trovati nuovamente con Focus TG, ora parliamo del delitto Ceschin, perché per l'ex marito il processo è chiuso, ma ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti, ci colleghiamo in diretta con Christian Arboit. Nuovamente buongiorno Christian.
Filippo, buongiorno di nuovo a te, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo all'esterno di Palazzo di Giustizia, dentro in corso il processo Ceschin con delle novità di giornata, per esempio la sentenza di non luogo a procedere che è stata emessa nei confronti del marito, accusato fin dall'inizio di essere il mandante del delitto, Enzo Lorenzon, quell'Enzo Lorenzon 81enne che qualche settimana fa, un mese fa, è venuto a mancare. È stata emessa quindi questa sentenza di non doversi procedere per estinzione del reo. Dico correttamente, avvocato Fabio Crea, lei ha rappresentato Enzo Lorenzon, questa pronuncia che rilievo ha? È una pronuncia di merito, è una pronuncia tecnica? È una pronuncia procedurale, quindi che non consente poi di pronunciare un'eventuale sentenza assolutoria nei confronti di Lorenzon. Quello che a noi interessava era rimanere all'interno del processo, ma soprattutto per veicolare un importante contributo che era il manoscritto che Lorenzon mi ha consegnato prima della precedente udienza, ovviamente quindi quando era ancora in vita, e che è nostro interesse delle parti processuali, sia dell'altro mio assistito che anche degli altri coimputati, di poter veicolare questa che è una dichiarazione in cui spiega l'esatta rappresentazione dei fatti. Una lettera che Lorenzon le ha consegnato brevi manu il 13 luglio del 2025, e che cosa dice questa lettera? Sostanzialmente adesso lo possiamo dire, è acquisita agli atti. Ma certamente Lorenzon in questo manoscritto dichiara quello che era stato l'intenzione e l'incarico che era stato dato ad alcuni dei coimputati, che era semplicemente quello di spaventare la signora Ceschin per farla desistere da tutte quelle che erano le azioni civili, procedurali che avevano portato in particolar modo al sequestro, al pignoramento del suo patrimonio, a garanzia della mensile di 10.000 euro che Lorenzon puntualmente comunque pagava alla signora Ceschin come da disposizioni della sentenza di divorzio, per cui nulla rispetto a quello, o meglio, tanto di diverso rispetto a quello che è l'ipotesi accusatoria iniziale e quella che attualmente è l'ipotesi accusatoria del processo, e cioè quello di un mandato omicidiario nei confronti della ex moglie. Questo è un elemento importante che comunque è stato veicolato all'interno del processo, e di ciò siamo molto soddisfatti, che è coerente non soltanto con le dichiarazioni di Joel, che è sostanzialmente, anzi formalmente, un collaboratore della Procura, che ha reso delle dichiarazioni collimanti rispetto a quelle che sono state scritte da Lorenzon, e coerenti e congruenti con altri elementi oggettivi, sia di tipo testimoniale che di tipo documentale, che sono già stati acquisiti al processo. Attendiamo le ulteriori dichiarazioni degli altri imputati per avere un quadro concreto ed esatto di tutto quello che è la situazione processuale. Lei a processo rappresenta anche Guzman che ha parlato nelle scorse ore. Quali gli elementi rilevanti secondo lei della sua deposizione? Una conferma di quello che era il contenuto del manoscritto di Lorenzon e di tutti gli altri elementi emersi di cui ho appena parlato, e cioè il fatto che, per quanto a sua conoscenza, una conoscenza avvenuta successivamente rispetto ai fatti, per quanto gli era stato riferito da uno dei coimputati, Sergio Lorenzo, era solamente tra virgolette, un mandato per spaventare la signora e appunto farla desistere dalle iniziative civili che pregiudicavano l'attività commerciale, imprenditoriale e il patrimonio del signor Lorenzon. Avvocato Mauro Serpico, lei rappresenta Sergio Lorenzo e Mattia Garcia, che nelle prossime ore parleranno. Quale sarà la linea della difesa? Quale sarà la sua linea? Ce la può anticipare? Sì, quello che posso anticiparvi è che saranno delle deposizioni assolutamente coerenti e sovrapponibili a quelle che sono le dichiarazioni, rilasciate per iscritto dal signor Lorenzon all'avvocato Crea, non per che ci sia stata una particolare strategia difensiva, ma perché questa è la verità che ci hanno sempre rappresentato i nostri assistiti. Quindi sostanzialmente, come già detto il collega, non un mandato ad uccidere, non era quella l'intenzione di nessuno
né di Lorenzon né degli altri soggetti che hanno partecipato a questa triste storia, bensì quella di spaventare la signora Ceschin per farla desistere dalle iniziative giudiziarie. Quindi a questo punto bisognerà capire chi è andato oltre, no? Stando a questa linea che sta emergendo. Chi è andato oltre o come si è andato oltre, nel senso che al di là di quella che è l'azione da parte di qualcuno dei soggetti, anche se quell'azione a quel punto era voluta o non voluta, come pare effettivamente emergere da elementi che noi riteniamo assolutamente importanti e che ovviamente saranno delibati alla fine dell'istruttoria nelle nostre discussioni. In tutto questo poi ci sono le accuse reciproche a tratti feroci tra fratelli, tra Sergio Lorenzo, che lei rappresenta, e Joël Lorenzo. Anche questo è un elemento. Questa è una circostanza sicuramente importante e che penso e mi auguro venga chiarita oggi con l'esame, a seguito dell'esame appunto di Sergio Lorenzo, che affronterà anche la tematica relativa ai rapporti con il fratello e andando a rendere, come vedremo nelle prossime ore, una deposizione che sicuramente per certi versi è incompatibile con quella resa da Joël. Sergio Lorenzo spiegherà anche il perché Joël, a detta sua, abbia mentito in quella circostanza, cioè quando ha fatto lui la sua deposizione. Nelle prossime ore lei non ci può anticipare nulla da questo punto di vista? Ma quello che posso dirvi è che il punto cruciale che distanzia le due versioni è su chi è entrato all'interno dell'appartamento della signora Ceschin, e in particolare sul fatto che Joël avrebbe dichiarato di essere stato fuori, aver funto soltanto da palo, quando in realtà, secondo la versione che darà in particolar modo Matteo Garcia da questo punto di vista, perché lui era insieme a Joël in quel momento, Joël era all'interno dell'appartamento della signora Ceschin. Staremo quindi a vedere nelle prossime ore. Grazie Mauro Serpico, grazie Fabio Crea, vi lascio al vostro lavoro, una giornata nuovamente intensa. Per il momento da Palazzo di Giustizia è tutto. Filippo, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit per questo collegamento. Porto Buffolè dedica un'intera giornata al confronto e al dialogo tra le imprese del territorio e i giovani del territorio. Si tratta di un confronto che fa parte di un ampio progetto sulla conoscenza delle imprese e delle professionalità del territorio. Quindi da un lato c'è una lente di ingrandimento sulla realtà imprenditoriale e professionale, dall'altro la visione del lavoro dei giovani studenti degli istituti superiori. Le attività quindi sono focalizzate principalmente su esigenze, aspettative, priorità delle imprese, degli studenti e del pubblico partecipante. L'invito è rivolto agli studenti delle scuole superiori, lavoratori appassionati di musica e musicisti, perché ci sarà anche una parentesi musicale, insegnanti e famiglia. Appuntamento quindi nel borgo di Porto Buffolè per il 21 settembre. Noi invece adesso saliamo in provincia di Belluno per fare un primo bilancio della stagione turistica. Estate agli sgoccioli, guardando indietro bene giugno, meno luglio, e il termometro per fare i conti sono i proventi dai parcheggi. Devo dire che in Alpago, inteso anche come conca dell'Alpago, il turismo quest'anno, nonostante il tempo non sia stato clemente con noi, specialmente nel mese di luglio, comunque ha registrato numeri in crescita anche quest'anno rispetto al 2024. Complice è stato un giugno dal punto di vista del meteo sicuramente buono e favorevole, che ha visto, per quel che riguarda il solo comune di Alpago, una maggiore entrata anche relativa ai parcheggi. Questa entrata è di fondamentale importanza perché ci consente dopo non solo di mantenere i servizi, specialmente nell'area della spiaggia, di fare ad Alpago, ma ci permette anche di investire nel settore turistico. Come detto, è stata agli sgoccioli e si attendono i dati di settembre per fare un bilancio definitivo che comunque nel complesso si preannuncia assolutamente positivo. Aspettiamo i dati di fine settembre, sappiamo che settembre comunque storicamente si sta rivelando un mese interessante dal punto di vista turistico, ma i numeri complessivamente del comune di Alpago anche in termini di presenze quest'anno indicano che il territorio sta diventando attrattivo dal punto di vista turistico e che quindi occorre attenzione, perché ovviamente non vogliamo che si creino problemi legati per esempio all'overtourism o a fenomeni di questo tipo che non fanno bene
al territorio dal punto di vista turistico, ma vogliamo che questa diventi veramente una leva per poter crescere assieme. Siamo arrivati al termine di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo come abbiamo aperto, vale a dire con l'annuncio del Presidente della Regione uscente Luca Zaia di aver firmato il decreto che fissa le prossime elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dal telegiornale di Bassano del Grappa che andrà in onda intorno alle 18:50, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi naturalmente l'appuntamento con il Talk Show Focus. Ringrazio anche Mattia Pizzai e Andrea Basso che hanno diretto dalla regia questa edizione di Focus TG e vi auguro un buon proseguimento di giornata.